16 gennaio 1943. Podgornoglio distava una trentina di chilometri da Dom ed era il centro base della sussistenza, degli ospedali da campo, dei rifornimenti della divisione tridentina. La guerra non risparmiava la città, dove facevano capolinea i treni che giungevano dall'Italia. Nelle funivie si svolgeva un intenso movimento di alpini, di fanti, di automezzi. Non passava giorno che gli aerei non giungessero a bombardare strade, case, colonne di soldati, e ogni giorno migliaia di civili rimanevano uccisi. Agli aerei bisognava aggiungere l'insidia notturna dei partigiani, sempre più numerosi e temerari. Il freddo doveva superare i 30 gradi sotto zero. Sentivo sulla pelle una leggera patina di ghiaccio. Aprì i due battenti dell'ambulanza. Un corpo che cadde addosso, scheletrito, rigido. Andrea era morto. Di freddo o per la ferita precedente. Lo caricai sulle spalle e lo adagiai sulla neve mentre gli altri feriti erano portati nell'isola. Mi sentivo indirizzito, dolorante. Guardavo il volto pallido di Andrea, quel corpo lungo e secco, quegli occhi dilatati dal terrore. Addio che comico. Trascinai il corpo in una cunetta tutta bianca. Lo composi come potevo. Teneva tra le mani la catena da nome e la medaglia della Madonna. Mi accorsi che sapevo molto poco di lui. Mi aveva raccontato quasi nulla di sé, gli avevo voluto bene come a un fratello e lo lasciavo lì, abbandonato sulla neve, insepolto, solo. Una volta Andrea mi aveva detto: sa padre, se sapesse la mia casa, quanto è bella la mia casa. E sorrideva, con gli occhi chiusi per concentrarsi meglio nella visione delle montagne trentine. La sua casa era una baita dal tetto di pietra che odorava di pecora e letame, ma era la sua casa. Chissà se prima di salire in cielo la sua anima era passata a dare un saluto alla sua mamma. Addio Andrea, ti porterò nel cuore sempre, tutta la vita. Il tenente medico mi chiamò. Tutto a posto, cappellano, puoi ripartire. Andrea è morto, tenente. È morto, che te riporta? È il mezzo più sbrigativo per toglierci da questa bolgia, da questo sporco mondo. Andrea ha già inventato una pratica, un nome sulla carta bianca della burocrazia. Il suo dramma, la sua tragedia, non contavano più nulla per i vivi. Tieniti anche i soldati di sanità, qui bastano solo. Tanto tornerai presto. Arrivederci. Non lo vedi di più. Nella notte arrivarono le truppe russe. Il tenente medico, i feriti, i malati scomparssero nel nulla. Non conoscemmo mai il loro sorte. 4 giorni dopo ero di nuovo lì, a Postigliari, al centro di una battaglia furiosa. Era stata conquistata da poco. I soldati dell'Armata Rossa erano stati sfidati casa per casa. E l'Isma era lì. L'Isma dove avevano lasciato il tenente medico e i feriti bruciavano ancora. Davanti all'ingresso una trentina di russi falciati dalle pallottole giacevano nelle pose più macabre. Accanto a loro i corpi di alcuni alpini del Verona. Cercai la salva di Andrea nel vicino affossamento dove l'avevano composta e salutata. Niente, nessuno, nulla. Anche il paesaggio, anche il terreno attorno non era trasformato. La neve, solcata dalla violenza dell'uomo, si era ripiegata come buchi. I carri armati, i cannoni, i mortali, la lotta furibonda degli alpini avevano cambiato i connotati al volto maestoso, intimo e misterioso di questo lembo di terra russa. Rimanevano i corpi di chi era caduto, il pesante puzzo delle granate esplose, il lamento dei feriti. Lungo, monotono, lugubre.
Federici ne aveva gridato il tenente medico 4 giorni prima. Si era dimenticato di dirmi dove e quando. 17 gennaio 1943, Podgornoje, ore 10. Il movimento nella cittadina era diventato caotico. Albini e soldati di tutte le armi e dalle più lontane provenienze s'aggiravano come fantasmi dal passo smarrito, senza zaino, senza armi. Slitte tedesche ingombravano il centro della strada principale. I cavalli cosacchi mangiavano avidamente la paglia dai tetti delle isole. Si avvertiva nell'aria un senso di attesa, di un'incombente minaccia di morte. Il maggiore e i medici del 622esimo ospedale da campo avevano il volto tirato, duro. Ci accolsero come se fossimo feriti vivi. Ti credevamo morto o prigioniero? Perché, maggiore? Siamo circondati. Ostoia e Noveritù dei mani russi hanno annientato l'infermeria del quinto. Pochi soldati sono riusciti a sganciarsi riparando nei boschi. E i feriti che ho portato, maggiore? Se non lo sei tu. Io tacqui. Capivo la loro angoscia. Davanti al pericolo si sentivano disarmati. La loro lotta era quella di strappare gli uomini dalla morte. Dalla porta socchiusa dell'ospedale giungevano i lamenti dei feriti. In un capannone erano stati deposti diversi cadaveri allineati al suolo. Dopo andrai a seguirmi. Adesso vai a dormire, sei stanco, dopo ci racconterai. Maggiore, ma i feriti qui, dove li porteremo? Non preoccupati, non li trasporteremo più, almeno così è l'ordine. Chissà, prima di notte tutto può cambiare. Alle 18 di quel 17 gennaio 1943 era giunta al comando la comunicazione ufficiale della ripiegamento. Gli alpini della Tridentina, della Cunees, della Iulia e della divisione di fanteria Vicenza avrebbero lasciato il fronte sud-ovest alle prime tenebre della notte. La Tridentina sarebbe giunta a Podgornoje il mattino del 18. Non si sapeva ancora se si sarebbe arroccata lungo la ferrovia. Si attendevano ordini. Non si sapeva ancora quale sarebbe stato il destino dei vari servizi, dalla sussistenza all'ospedale da campo, alle varie infermerie. Si attendevano ordini. Un fatto era certo: i russi avevano aperto una breccia nel secondo corpo d'armata ed erano penetrati in profondità. Eravamo circondati. Che cosa si doveva fare? Si attendevano ordini. Incominciò da quel momento la vita di voci, di contraddizioni, il continuo altalenare di speranze, di sconforti, di parole decise, di parole sussurrate, di amari commenti e di tragiche ironie. Il tenente farmacista affermò: stasera devono recare le armate tedesche alle nostre spalle. Li hanno tolti dal fronte occidentale, vengono a liberarci. Tutti guardavamo il tenente in silenzio. Lo credevamo impazzito. Da un mese si parlava di Hitler che avrebbe inviato carri armati. Non ne avevamo visto nemmeno l'ombra di carri armati. Il tenente farmacista scoppiò in una risata isterica. Scherzava, ma dentro era evidente che era sconvolto. Erano le 14 circa, bisognava seppellire i morti prima che scendesse la notte e prima dell'arrivo di altri feriti, di altri morti. Al capannone 3 soldati di sanità stavano caricando sull'autocarretta le salme degli alpini caduti. Il tenente dell'amministrazione aveva tolto loro il piastrino di riconoscimento e combinato l'atto di morte secondo il formulario stampato. Io montai sulla carretta, mi inginocchiai accanto ai miei alpini addormentati per sempre. Erano 5. Recitavo le preghiere dei defunti e pensavo al dolore che si sarebbe acceso un giorno in tante famiglie dalle quali questi ragazzoni erano partiti senza
18 gennaio 1943, Podgornoia. Nelle prime ore del mattino incominciò l'afflusso degli alpini della Tridentina e della divisione di fanteria Vicenza che avevano lasciato il Donna la sera precedente. Le compagnie anticarro giungevano in file ordinate, possenti, nel grigio vigore di malvagente, e lunghe file di muli, di carri avanzavano nella neve tra il rauco gridare dei concerti. I battaglioni si attestarono lungo la ferrovia e occuparono le isole a destra del Podgornoia. Un terzo del quinto e del sesto reggimento era rimasto al posto di combattimento, vegliato in armi per 8 ore contro ogni sorpresa nemica, e quindi si sarebbe sganciato. Gli alpini delle trincee raccontavano agli alpini delle retrovie i combattimenti impegnativi degli ultimi giorni e gli attacchi dei russi respinti. La battaglia divenne incandescente, a tratti apocalittica, per il rombo infernale dell'artiglieria e delle catiusce. La linea alpina non ebbe tentennamenti, di qui non si passa, ripetevano gli alpini artiglieri del Valcamonte. Il letto ghiacciato del Don era cosparso di morti e di feriti. In un giorno solo, circa 800 uomini dell'Armata Rossa perdettero la vita. Restarono disseminati davanti alle trincee e ai tribolati alpini in posizioni strane, immobili, nella fissità del cielo e della morte. Tutti eravamo convinti che la sosta sarebbe stata breve e impiegavamo il tempo a rifornirci di viveri e di vestiario che prelevavamo dai magazzini. Gli ufficiali da un rapporto all'altro davano ordini e consigli ai loro uomini. Tutti per uno e uno per tutti! Se staremo uniti ci salveremo! Finché avremo armi e munizioni non ci fermeranno di certo! Il caos cresce a Podgornoia. Tutte le isole sono straniere di soldati di ogni provenienza, dalla fanteria agli alpini della Giulia, agli alpini della Cuneense, senza raccontare i tedeschi e i civili russi. La Tridentina ha ricevuto l'ordine di partire in assetto di combattimento con viveri per alcuni giorni. Tutto ciò che può ingombrare viene abbandonato. Pochi vivi. Le munizioni hanno il posto d'onore. Il tempo è cambiato. Il cielo della sera è una cappa incumbita, forse dedicherà. Dognocchi vi parla del rapporto tenuto dal generale Nasci e dal generale Reverde. Quest'ultimo ha preso le redini della situazione con una concezione audace e semplificata. Ricordatevi, qui non siamo in ritirata, mettetelo bene in testa, questa è una battaglia di avanzata in cui non facciamo che andare incontro e addosso al nemico, incontro e addosso al nemico. Egli sa che i suoi alpini lo seguiranno sino in fondo e che non si arresteranno più finché avranno armi e ci saranno uomini vivi per partire all'attacco. Sino in fondo, sino allo sfondamento della santa. La libertà diventa una conquista contro il cielo, contro la fame, contro i cannoni, i carri armati, le trincee, la morte. – 19 gennaio 1943, Obid. La cittadina di Obid si trova in una conca circondata da basse colline, dove il quinto e il sesto reggimento della Tridentina sono pronti ad avanzare per aprire una via di fuga. La situazione è critica. Solo la divisione tridentina è operativa, supportata dalla provata Vicenza e da piccoli rinforzi come il secondo battaglione Gen e squadroni smontati di cavalleria. Dopo una sosta strategica, il 19 gennaio si attendevano le divisioni Giulia e Cuneense, ma giunsero solo gruppi di standardi. La Giulia distrutta a Vassos e la Cuneense impegnata altrove. Al nord
L'attesa nel camino di Hobbit divenne spasmodica, snervante. Si viveva in un mondo irreale e brutalmente vero. L'incertezza di ciò che il domani avrebbe riservato, la tensione di ciò che sarebbe potuto capitare da un momento all'altro, paralizzava le forze, provocava improvvisi crolli morali. La notte respirava l'incubo delle ore misteriose. Sei cappellano, vero? Sì, certo. Hai visto fuori i corpi dei partigiani russi uccisi? Li ho visti, generale. Allora vieni, dobbiamo nasconderli da qualche parte. Se stanotte arrivano i russi e ci prendono prigionieri, bisogna che non vedano quei corpi, altrimenti possono compiere una rappresaglia. L'angoscia era entrata nel cuore di quell'uomo. L'aria bruciava scendendo dalla gola ai polmoni. Faticammo non poco a staccare i cadaveri dal ghiaccio del suolo e a trascinare i corpi di 3 partigiani russi sotto una tettoia. Infine li ricoprimmo di paglia. Va bene ora? Sì. Allora io vado a giocare. Nell'isola ritrovai un'atmosfera stagnante, ma il caldo faceva bene e mi addormentavo. Mi svegliarono gli urli, il gridare, l'affannarsi della gran parte degli ufficiali. Indossavano con gesti nervosi giubbe nostrani, cercavano i cinturoni, controllavano le rivoltelle, infilavano in tasca pali a tracolla con la riserva di viveri e le bombe a mano. I russi erano arrivati. «20 gennaio 1943, Postoiano. La battaglia di Postoiano, iniziata all'alba del 20 gennaio, vide gli alpini della 45esima compagnia e il 6º reggimento tridentina impegnati in uno scontro senza tregua contro le forze russe. Mentre le autocarrette portavano i fondamenti e i muli avanzavano sui sentieri ghiacciati, il bombardamento russo colpiva Hobbit e le truppe in marcia. Il secondo battaglione Genio, con 700 uomini, respinse l'assalto dei carri armati e costrinse i russi alla ritirata, sacrificando 450 soldati. La tridentina riuscì così a proseguire verso Postoiano, scrivendo una pagina eroica della storia del Pino. Ho percorso anch'io quel cammino di sangue e mi sono chinato sui morti e sui moribondi. Olga Alpino spirò tra le mie braccia. Gli altri monografi furono raccolti nelle scritte o sistemati nelle case per le rivendicazioni. In ogni angolo, sugli usci delle isole, tra i cumuli di neve, giacevano corpi inanimati di russi e alpini, di combattenti e di civili. Senza pietà dovrebbe essere stata la reazione russa contro i civili sospettati di collaborazionismo con le truppe italiane. Trovai i cadaveri di decine di donne fucilate nelle case, sugli spiazzi russi. Dopo le 14, l'avanguardia del generale Revelli è già sulla strada per Nuovo Cardona. Alle 17 circa impegna a combattimento per la conquista del paese e sfonda per la seconda volta l'accerchiamento delle truppe russe. Gli alpini si concedono una breve fermata, poi riprendono la strada verso Maruta. Gli sbandati seguono questa marcia come possono, i feriti più gravi sono rimasti a Postoiano. I muli che trasportano munizioni e rifornimenti seguono i battaglioni della tridentina o fiancheggiano gli sbandati. Ho davanti alla mente coloro che abbiamo dovuto lasciare a Postoiano, i feriti gravi, congelati, e penso ai caduti lungo la pista di Postoiano. I loro corpi sono stati travolti da muli, dalle slitte, sono stati annientati, polverizzati nella neve da 40.000 scapponi in marcia verso l'Italia. Li ricordo sempre questi caduti. Per loro non ci furono né croci né lacrime. La steppa russa è diventata una tomba muta perché ha dato tutto se stesso per la salvezza degli altri ed ha pagato con il sacrificio estremo l'onore di essere un alpino, l'onore di essere un alpino, perché la leggenda delle penne nere si tramandi nei
Sull'orizzonte di un cielo di stelle pallotole traccianti segnano la rotta da tenere. Si sente il crepidio di una mitragliatrice. Partigiani russi e carri armati attaccano sul nostro fianco e scatenano la reazione di un pattuglione della Tridentina. Noi sostiamo all'aperto in attesa che la strada davanti a noi si faccia libera. È una lunga colonna di gente che non combatte più e che spera di farci a seguire la nave pilota della Tridentina, ripetono: tutti uniti! Ci salveremo! Solo così ci salveremo! I salvi si occupino dei feriti! 21 gennaio 1943. Novokharkovka, Limarevka, Krazovka. Da Novokharkovka a Limarevka la marcia sottopone il fisico a un duro sforzo. È giovedì 21 gennaio. La tormenta flagella la colonna e appoggia i soldati con folate di neve ghiacciata. Gli occhi bruciano. Siamo obbligati a camminare come venti rattrappiti. I primi assiderati boccheggiano ai margini della pista prima di morire. Mi avvicino uno che sta seduto. Si sorregge la testa con ambo le mani. Non si muove. Tento di scuoterlo, è possibile, già gelato. Una statua di carne marmorizzata di freddo. La colonna procede in silenzio e non si è fermata. Sul far della notte giungiamo a Limarevka e ci ripariamo in un'impostiglia, accendiamo il fuoco e faccio un giro per le isole. Sono impensibilmente stranieri. La gran parte degli alpini si è seduta all'aperto sulla neve attorno ai fuochi in un bivacco di fortuna. Dopo mezzanotte la tormenta diminuisce sino a cessare e siamo sdraiati, stretti uno accanto all'altro e cerchiamo di scaldarci a vicenda. Sento i pidocchi scivolare indisturbati su e giù. Infine mi addormento. Violenti scoppi di ire, spaventose bestemmie mi svegliano di colpo. Un'isma brucia. Il fuoco ha intaccato le pareti di sterco e di legno e il tetto di paglia con una violenza inaudita. Qualcuno urla di risplendente e mi paiono le voci di due persone. Impossibile per noi entrare. L'isma brucia ancora. Le fiamme salgono nelle ali sempre più alte, sempre più trepidanti. E le voci si affievoliscono. Ti prego, Dio. Fa che perdano subito i sensi, fa che muoiano presto senza troppo soffrire. Gruppi di spandati allungano le mani per scatenarsi il fuoco. L'isma diventa un mucchio di cielo, una tomba di più nella steppa. Mi guardai attorno. La fiumana degli spandati sfilava taciturna. Mi accorsi di aver perso tutti i contatti con il mio gruppo. Ero solo con me stesso e contro l'insidia della steppa. Nei pressi di Krazovka mi imbatto in una grande massa di uomini che ostacolava il passaggio e guardava angosciato verso alcune autocarrette. Mi spiegano la ragione di tale manovra. Le autocarrette della Tridentina piene di feriti sono state abbandonate perché prive di carburanti e gli autisti avevano ricevuto l'ordine di far saltare il motore, di sparare degli pneumatici e di incendiarli. Portateci via. Portateci via. Vogliamo tornare a casa. Tendevano le mani, offrivano ricompense. Un ufficiale smistava ad uno nelle slitte. Un alpino si caricò sulle spalle un congelato in piedi e si incamminò dietro la colonna che si allontanava sulla pista. Non ce la fai, vero? Aspetta, ti cerco la slitta. Fummo fortunati, perché 2 friulani liberarono la slitta e accorsero il congelato come un fratello. Erano tutti e 4 friulani della Iulia, della stessa terra. 22 gennaio 1943. Scegliachino. Gli scarponi sono diventati di piombo. Da 3 ore vanno avanti senza guardarmi intorno. Rimonto la colonna proseguendo all'alto. Qualche volta scivolo e cadere mi dà un senso di riposo.
scaloni verso il cielo. Non sento più freddo. Dopo 3 ore incontro un grande ammasso di stille, fredde, e di fronte alla collina si spalla. È la battaglia di Scegliachino. La massa degli sbandati è ferma, in attesa al di là della ferrovia. Alcuni carabinieri cercano di mantenere l'ordine, non ci riescono. La massa demonta sul fianco. L'artiglieria del gruppo Valcamonica spara a tutto andare. Gli artiglieri lavorano spenti, precisi. Sullo sfondo delle colline la lotta si è fatta faticosa. Carri armati russi escono da un bosco. Un cannone del gruppo Fischer cerca di centrare. Un carro armato si incendia. Gli alpini avanzano. Da una parte e dall'altra avvolgono in una mossa di ferro il gradino nel quale sorge la cittadina di Scegliachino. Avanzano pazzi, scivoli, con rapide corse, niente di arresto. Non vedono toccare, vanno avanti lanciando bombe armate contro mini di mitragliatrici, sparando con i moschetti, attenti nei confini, scatenati nello sforzo. Sono magnifici. Un albino è rotolato in un avvallamento. Ha ancora pochi istanti di vita, ansima, con le braccia allargate in avanti nel tentativo di rialzarsi. Mi allungo al suo fianco, tendo l'orecchio per cogliere le parole che mi pare stia mormorando. E dice: pane, pane, pane. Poi non capisco più nulla. Lo abbraccio, uno di tutti gli sbandati per i quali è morto. Mi sento però disperatamente triste. È pomeriggio inoltrato. Precediamo un reparto di conducenti comuni carichi di munizioni e di armi. Qualcuno dice: siamo fuori dalla sacca. Al fondo della valletta il mio gruppo ha un brusco arresto. Da molte parti giungono rumori di spari, c'è un po' di confusione, di attesa smarrita. Poi la colonna inverte la marcia, si avvia di gran carriera nella direzione opposta verso sud. Siamo stati attaccati dai russi. È la marcia più pazzesca che abbia compiuto nella notte. A passo sostenuto seguo le strade. Qualche volta un conducente mi permette di aggrapparmi alla coda del muro per sveltire il passo con un piccolo aiuto, ma anche i muri sono sfiniti. Il passaggio attorno è spettrale. La luna passa in lumine forti. La colonna subisce un'altra testa. Questa volta è un muro caduto in un fosso con il carico. Si è spezzato le gambe. Un ufficiale gli spara 2 colpi di pistola. Perdo terreno e mi accolgo un altro muro. Il conducente lo tiene su per la cavezza. Gli parla, monosillabi. Lo chiama Fulmine, a tratti con la mano gli accarezza il collo. Fulmine! Fulmine! Giungiamo sulla vetta di una collina e continuiamo la marcia verso sud. Alle nostre spalle, in direzione di Val a Porta, le artiglierie sparano senza interruzione. Il crepitare dei colpi riempie la notte e ci accompagna l'ombre. Sono quelli del Montegno, li hanno lasciati a proteggere la nostra ritirata, ci seguiranno dopo. Il Morvegno non tornerà, combatterà sino all'estremo. Ufficiali e soldati dal cappello con le bianche bambine moriranno affiancati, dietro i pezzi pieni di munizioni o nell'atto di lanciarsi contro i carri armati. Scompariranno tutti nel vortice di scontri che dureranno la notte e il mattino seguente. Sono i giorni del Dio, le tappe di un calvario che non accetta finire. Continuo a camminare. Dopo una breve salita vedo che passo in un avvallamento con un po' di case. Nessuno conosce il nome del villaggio. Alcune isole bruciano. Fuochi sono stati accesi all'aperto, le scritte con i muri attaccati sono state finigliano oppure raccolte a cerchio. Le case non sono sufficienti ad ospitare la massa dei soldati. I feriti rimangono nelle slitte, uno di fianco all'altro, sotto coperte dal colore indefinibile. Ogni tanto si sente il lamento di qualcuno. Da un'isola esce un albino, con passo stanco va verso una slitta priva di muro e di cavallo. Mi inginocchio anch'io dall'altro fianco della slitta. Di che battaglione siete? Del tiranno?
Sono miei fratelli, uno è ferito e l'altro è congelato ai piedi. Non li ho voluti abbandonare nell'isola, li porto via con me. Ma chi trascina la sfida? Io. E ce la fai. Ogni tanto sulle salite qualcuno mi dà una mano. È duro, ma ce la farò. Nostra madre ci aspetta a casa. Come lo trovo? Come lo trovo, mio fratello? Non c'è mai. Crede che riuscirà a resistere sino fuori dalla sala. E può darsi che tra poco stia meglio. Gli ho fatto prendere il caffè, l'ho riscaldato bellissimo, però mi preoccupa la ferita dello stomaco. È sempre stato il più robusto di tutti e anche il più intelligente. E lui come lo trova, padre? È grave lui. Il giovane passa in capo e lo stringo a me. Hai mangiato? Hai preso qualche cosa? Devi essere coraggioso. Perché? Per tornare a casa. Se non prendono loro con me. Non finisce la frase alla gola perché è chiusa in un singhiozzo perplesso e rientra nell'isola ed esce poco dopo con lo zaino sulle spalle. Si aggiusta alcune corde e 2 tiranti di stoffa attorno alla vita. E i 2 fratelli giacciono nella slitta sotto le coperte dal dolore indefinibile. L'alpino lega il tirante alla slitta e prova a smuoverla. È pesantissima, ma riesce con facilità. Si volta verso di me, si tocca il cappello in un saluto quasi cameratesco. Arrivederci, capellano. Ogni segno di commozione è scomparso dal suo volto. Ha una grintatura, quella degli alpini. 23 gennaio 1943, Kovalev. L'alba del sabato 23 gennaio è il 6° giorno di maggio, privi di fornimenti. La fame e la sete mettono a dura prova l'attesa. La massa degli sbandati avanza nel solco di neve, segnando una scia nerastra che corre e segue nell'attesa di buttarsi sulle parole dei muri o sui cadaveri, in modo da portare la pace che ha fatto. Gli scontri con truppe regolari e partigiani si rinnovano ogni giorno. Amici e violentissimi, eppure si risolve in breve tempo, a ogni paese è conquistato a prezzo di vite umane. Freddo, fame, sete, sono 3 nemici spietati che non risparmiano nessuno, uguali per tutti, giorno e notte, mattino e sera. Giungono invece gli aerei, sono le prime quelle delle province. I radar impestano la nostra colonna di fianco. Sparano con le mitragliatrici di bordo, davanti all'elica rete decorata. Si accendono i punti rossi delle pallottole. Ci chiniamo istintivamente, la colonna si spalla, i muri si agitano in piedi, i radar servano, la morte resta con noi. Corpi sussultano sulla neve, qualcuno urla di dolore. E i feriti trovano posto nelle slitte. I moribondi vengono trascinati fuori dalla pista perché non siano calpestati e restano insepolti.
24 gennaio 1943, Malakayevka, Romankova. È domenica, 24 gennaio, nevica. Traffiche di tormenta investono le case e la colonna degli alpini che si è già avviata sul dorsale delle colline. Nel nostro mucchio di corpi un soldato è morto di gelo. 3 altri hanno i primissimi minuti di congelamento e quindi alle mani. Un porto alpino deciso fuori dal capannone e non lo dove fossero. Aiutiamo i 3 congelati a raccogliere frizioni di neve e a fasciare mani e piedi. Adesso solo capiamo. A Malakayevka e a Romanokko. Una marcia di una trentina di chilometri circa. La marcia tra neve alta e gelo intenso diventa un calvario per gli alpini, impegnati in uno sforzo estremo di volontà e resistenza. Mentre alcuni trasportano feriti e congelati dalle isole, la colonna avanza a fatica, lottando contro il freddo, la sete e la fame. Fermarsi significa cedere alla morte bianca che incombe lungo le piste della ritirata. Camminiamo verso Malakayevka, dove incontriamo i primi assiderati, coloro che hanno desistito dalla lotta. Sono seduti vicino ad un albero sulla gomma del terreno. Chi è morto, la neve lo ricopre di un bianco lenzuolo. Chi muove ancora la testa in cielo l'ha già immobilizzata le gambe e sale verso il cuore. Il sangue circola lento, sempre più lento, poi gela. La morte per l'assideramento e il dolore è abbastanza rapida. A Malakayevka la tridentina combatte per 2 ore in una battaglia feroce. Gli alpini affrontano il freddo con astuzia, mentre i battaglioni avanzano casa per casa, sostenuti dall'artiglieria. Gli scontri intensi e caotici portano alla conquista del paese, consentendo la ripresa della marcia verso l'Italia. Entro in Malakayevka, mentre la battaglia sta terminando e la sparatoria si allontana, aiuto a raccogliere i feriti. I morti li mettiamo a riparo nel fosso di fianco alla strada, perché non vengano calpestati. La cittadina offre generosa ospitalità, c'è posto per tutti. Intanto a mezzogiorno è passato da un pezzo. La fiumana degli svantaggiati raggiunge il paese e invade l'isola. Non ne possono più. Il freddo li ha intontiti e ha sconvolto. Hanno fretta di trovare un rifugio caldo, di sottrarsi, di fuggire la minaccia del cielo che uccide. Troviamo un'isola bella, comoda e vuota. Entriamo. Il capitano esce in cerca di acqua e ritorna con un secchio colpo. Dove l'hai trovata? Qui accanto c'è un pozzo. Bevo in ginocchio, chino sul secchio, incordamente. Credevo che solo in Africa si soffrisse la sete. Qui è peggio dell'Africa. Vieni con me, capitano. Partiamo subito. Non possiamo rimanere qui per questa sera, per la notte. È un posto comodo. No. La tridentina pernoterà a Romankova. È meglio non perdere i contatti. Qui l'aria scotta e i russi hanno avuto troppi morti. Possono ritornare da un momento all'altro pieni. Ma la neve. Siamo d'inverno e neve, che c'è di strano? Uomini, muli, slitte si accavallano e si inseguono in una confusione paurosa. La pista è la più disastrosa che stanno percorrendo da 7 giorni. Non si sa se il buio che incontra sia provocato dalla notte imminente o dai turbini di neve implacabili. Sono decine, centinaia di cadaveri che fanno ala al loro passaggio. Per la morte bianca è giunta l'ora della vendemmia. I corpi degli alpini morti di stanchezza e di gelo giacciono nelle cose più strane, seduti, accovacciati, supini. « 25 gennaio 1943, Nikitovka. Lunedì 25 gennaio, Nikitovka, in questa cittadina dalle isole allineate geometriche e ospitali, arrivava al primo pomeriggio, avendo davanti in prospettiva di parecchie ore di sole. Se fosse
Cosa vuole, signor cappellano? E Naia si arrangia. Per i battaglioni alpini inquadrati il discorso è molto diverso. Essi passano fiduciosi delle proprie armi, battagliari, ieri e eroici, di un eroismo senza posa, un eroismo fatto di profondamenti e di parolacce, di violenza e di direzione. Li vedi scalare i corsi delle colline mangiando, ridendo, qualche volta con un motivo di canzone sulle labbra. Ogni assalto a sulla via della ritirata vuol dire che molti di loro a morte non ci pensano. Il mestiere del bambino è anche morire, triste, ma è secondo il destino del popolo. La filosofia di questi puri e testardi montanari è di una semplicità sconvolgente. Non sono degli insensibili, sono degli eroi senza appello, disposti al sacrificio supremo, più che altri per dare la giornata. Cappellano, ce la faremo, usciremo dalla sacca. E perché negli umidi non sei convinto che gli alpini nessuno li ferma? Domani è la giornata decisiva. Se riusciamo a forzare il paese di Nogaevka, è quasi certo che sfuggiremo alla cattura dei russi. Durante la marcia verso Nikitovka, il capitano era comparso al mio fianco improvvisamente, proprio mentre da una piccola aria traeva un telaino con favoli pieni di miele e di api addormentate. Il capitano compariva nei momenti più impensati, generalmente quando c'era qualcosa da mangiare. Me ne dai un pezzo, cappellano? Divisi il favolo tra diversi alpini. Il capitano beve la sua parte, succhiò il miele dalle cellette. Buono, è tutta forza ed energia. Con il miele il capitano ingurgitò le api e finì per mangiare la cena del favolo. Grazie, cappellano, sei stato un amico. Nella notte accadde il finimondo. A un certo momento il fragore selvaggio dei Paraveno russi scoppiò nell'interno dell'isola in cui mi ero fermato. Partigiani e truppi regolari ci avevano colto di sorpresa. Si sparava dappertutto, da un metro di distanza, da 10 metri, da 100 metri. Corpi feriti si dibattevano nel buio sul pavimento dell'isola, gridando, gemendo, rotolando. Il tenente medico accanto a me si agitò e fece per discendere da sopra il fuoco. Mi parve di sentire lui. Lo fermai con una mano pressata sulla sua bocca. Attendendo. Dal pavimento dell'isola salivano i lamenti dei feriti. Gli altri alpini erano fuggiti sfondando una finestra. Attendemmo ancora. Il rauco glaciale dei Paraveno si elevava in lontananza. Gli alpini delle diverse compagnie si chiamavano a voce alta nei posti convenuti. Una mitragliatrice cominciò a sparare con uno molto distante da noi. Eravamo immersi nel buio, paralizzati dal violento risveglio. E il cuore nel punto. Il tenente medico scivolò verso l'apertura d'uscita del forno. L'isola brucia! Presto! Scappiamo! Mi parve che attorno si fosse fatto un enorme silenzio. C'erano solo la luna chiara e un'alma color ruggine che avanzava lentamente. Vicino, sempre più vicino. Le mani fuggarono nello zenito. Tirai fuori le bombe a mano. 2. Un lancio, uno scoppio soldato, un secondo lancio. Automaticamente sparai 3 colpi di pistola. Il russo fece ancora alcuni passi, lasciò cadere il Paraveno, non solo deve verso di me e rimase con la faccia rivolta verso la luna. In quel momento il tetto dell'isola crollò, mandando in alto un fumo agrio e lo splendore di 1000 scintille. E ripetevo forte in modo ossessivo: se non moriva lui, morivo io. Se non moriva io, se non moriva io, morivo io. Se non moriva lui, morivo io. Non sentivo nessun rimorso per ciò che avevo fatto e mi pareva strano. Se non moriva lui, morivo io. Se non moriva lui, morivo io. Raggiunsi la testa degli alpini, le prime case del paese. Mi parve che attorno ci fosse un enorme silenzio. C'erano solo la luna chiara e un'alma che avanzava ancora. E alla fine sentii una voce che mi disse: Cappellano, hai il viso sporco di sangue, sei ferito.
E dentro di me pensavo, sei un impostore, perché non dici la verità? Perché non gli confidi che ha ammazzato poco fa un partigiano russo, un uomo? L'hai fatto per difenderti, è vero? Ma l'hai ammazzato. 26 gennaio 1943. Anno dopo di Claudica. Il 26 gennaio 1943 gli alpini della Fiorentina marciarono verso Nikolaevka affrontando condizioni estreme di un nemico ben posizionato. La battaglia culminò con l'assalto del battaglione tirano e sotto l'intenso fuoco nemico ricevette l'ordine di prendere la selletta per aprire la strada. Senza copertura con l'artiglieria di carro, gli alpini avanzarono con coraggio, lanciando bombe a mano e sfidando la morte per portare a termine la missione. Vedo la 49esima compagnia spostarsi all'estremità sinistra. Si attendono mortaie e cannoni in appoggio all'attacco, ma tardano a venire. Gli alpini riempiono i tascapani di bombe a mano, tengono i moschetti sotto il pastrano perché le canne non girino, caricano i fucili mitragliatori e spingono. Sorridono stringendosi la mano e qualcuno si abbraccia. I russi hanno cessato di sparare con le mitragliatrici in attesa dell'attacco. Mi trovo davanti ad uno spettacolo raccapricciante. Decine e decine e decine di morti sono ammucchiati in le case. Altri corpi sono congelati sui pezzi di artiglieria come se stessero ancora sparando. Sono alpini del Marchiese e gli artiglieri della 33esima batteria Gruppo Berga. Hanno combattuto tutta la notte mentre il sesto si allontanava alla volta di Nikolaevka. Non hanno ceduto un metro di terreno. Si sono fatti ammazzare sul posto. La visione macabra e orrenda. I cadaveri tra le isole, non solo gli alpini, anche i corpi dei russi giacciono uno sull'altro in pose cortese, con i volti sporchi, ghiacciati nell'ultima smorfia dell'agonia. Il tirano scatta l'assalto. Vedo ora la 49esima compagnia sulla sinistra iniziare la scalata della selletta. Si è sentita la voce del comandante gridare forte: avanti! Gli alpini marciano adagio, si allargano a vent'anni. In testa gli ufficiali indicano la strada e danno l'esempio. Io trattengo il respiro. Gli occhi seguono allucinati quel pugno di uomini avanzare a strada sul cranio lucido della selletta verso la cima. Gli alpini avanzano, moschetti puntati, bombe a mano pronte, 1, 2, 3 secondi. La battaglia si accende con un boato macro. Mortaie e mitragliatrici russe sono entrate in azione. 3 ufficiali della 49esima sono segati in 2 al ventre dalle pallottole della primicina postazione russa. Gli alpini della 49esima sparano ancora, lanciano bombe a mano, cadono e ancora si rialzano. Sul fianco, nello stesso tempo, la 48esima compagnia ha iniziato l'accerchiamento dei russi avanzando sulla destra e la 46esima compagnia a comando salgono dal centro. L'artiglieria non è ancora entrata in azione. L'assalto si sviluppa all'arma bianca. I primi alpini della 49esima raggiungono un tratto della sommità della selletta. Sono annientati. Dietro i cadaveri allungati sulla leva avanzano altri alpini. L'ordine risuona perentorio. Andare avanti ad ogni costo. Avanti ad ogni costo. Dal Togo a Nikolaevka, le 3 ore di marcia sulla linea compatta non portano nulla di nuovo. Sole e freddo come ieri, le solite imboscate ai fianchi contro le colonne e le scritte dei feriti, l'arrivo delle acciaierie tedesche con viveri e munizioni per i tedeschi,
È l'ultimo ostacolo, cappellano. Se passiamo in là, oltre il paese, oltre la gola delle colline, siamo salvi, siamo fuori della sacca. Chi vi parla è un ufficiale del comando che va a prendere ordini dei superiori. Secondo le informazioni della misteriosa radio Scalpa, le cose non si mettono troppo bene. I battaglioni, o meglio i resti dei battaglioni del sesto, hanno attaccato il paese, ma sono stati respinti. I russi non intendono mollare da un'impressionante dotazione di artiglieria. Davanti alla ferrovia dei Carabini hanno trovato fragili rivali e attendono in forza per tentare un secondo assalto. Intanto arrivano altri sbandati, tutti gli sbandati. I feriti e i congelati attendono nelle slitte. I sani si danno da fare, distesi sulla neve, riposano. La ferrovia viene attraversata da diversi reparti. Molti alpini cadono, molti riescono a trovare un riparo dietro blocchi di ghiaccio. La stazione è occupata di slancio. Poi è la volta delle prime isole. È un momento drammatico. I russi sparano all'impazzata. Bisogna risparmiare. Gli uomini dell'Edo conquistano un nido di mitragliatrici che massacrano gli alpini nel sottopassaggio della ferrovia. Alcune ispe vengono incendiate, gli alpini tendono la neve e cosparsa di corpi morti, di gente abbandonata. La sosta si prolunga nel pomeriggio. Ricompaiono gli aerei russi. Scendono a bassa quota sulla marea di gente, mitrali. L'unica difesa è quella di sparare con i fucili contro gli aerei. Volano così bassi che uno di essi colpito sbaglia, si incendia e precipitano molto distanti. Alcuni ufficiali reclutano gli sbandati sani in possesso dell'arma. Cercano di inquadrarli in piccole unità per l'imminente assalto. Tutti quelli che possono si fanno avanti. Oltre la ferrovia, tra le prime case si combatte, ma anche questo attacco non riesce. Almeno così pare a noi che guardiamo da lontano. Le ore passano e aumenta la sensazione che non si andrà oltre. Nikolaevka sarà la nostra tomba. Intanto i cannoni continuano a sparare e i mortai non danno tregua. La marea di gente, in attesa sul campo rovesciato, antistante la ferrovia, si agita, subisce sbandamenti. Nelle scritte si muore di freddo e di cancrena. I feriti urlano, invocano che si vada avanti, che non si aspetti più. I soldati sbandati della Lunense, della Libia, chiedono armi. Armi non ce ne sono. Ora tutta la tridentina è schierata davanti alla città. Anche tutti i resti del quinto reggimento sono giunti di rincalzo al sesto. Gli ufficiali di ogni corpo si sono fatti avanti e scendono verso la ferrovia. Combatteranno con la pistola e qualche bomba a mano. I russi continuano a sparare la mano. Corpi e feriti e cadaveri vengono trascinati dentro il terrapieno, accanto agli alpini accusati e pronti per un nuovo attacco. Adesso sento alle spalle il lamentoso gridare degli sbandati. Le voci dei feriti e dei congelati che urlano parole incomprensibili. Pare di essere una voce infernale con le prime ore della notte in cielo aperto. Una voce percorre, scuote con un brivido le più respirate. Alpini avanti! Tridentina avanti! Tridentina avanti! Si grida da tutte le parti. Il grido viene ripetuto, fiorisce su 10, 20, 1000 bocche. Viene urlato a squarciagola, Tridentina avanti! Avanti! Un carro cintolato tedesco rotola nella discesa. La massa nera degli sbandati avanza con un fragore sordo, violento e minaccioso. Tutta l'artiglieria spara su questa massa, cadono uomini, crollano le seditte colpite dei mortai, si rovesciano con i loro carichi. La massa avanza senza tentennare. La tridentina sta occupando il paese. La marea degli sbandati la segue per dare una mano agli alpini nell'unico modo che le è possibile. L'artiglieria non
Diverse case sono distrutte, il clamore e la confusione salgono ad un parossismo indescrivibile, le isole si riempiono di feriti e di sfondati. Sembra una pattuglia che si dirige verso alcuni capannoni appartati di fianco al paese. Pare che lì ci siano prigionieri della Cunense. Infatti ci sono. Ma non è più le scarpe e neanche i cappotti. E raccontano di aver seguito le varie fasi della battaglia nei finestrini della loro prigione. Le sentinelle russe sono fuggite poco prima del nostro arrivo, ci abbracciano per la gioia ed escono a precipizio verso il vicolo di Evka. Nell'edificio delle scuole elementari, soldati della sanità stanno sistemando i feriti della Tridentina. Li mettono assieme a quelli russi, che pare non comprendano questo atto di umanità perché lanciano una bomba a mano contro gli italiani. Allora i russi vengono separati e rinchiusi in un'aula del primo piano. Più in là, alcuni alpini riassumono le varie fasi della battaglia e fanno l'elenco dei soldati morti del loro paese. Ritorno nella piazza per prendermi utile e sapere le ultime notizie. Slitte e muli vanno e vengono dalla ferrovia. Si ricercano i feriti melograti e si fa il bilancio dei morti. L'episodio più terribile lo viviamo dopo mezzanotte. In ogni sbarcata della chiesa e magazzini erano stati alloggiati una trentina di feriti gravi e trasportati. Non si sa come l'Isma ha preso fuoco. Nel rogo rabbioso bruciano tutti e 30 senza possibilità da parte nostra di poter prestare loro soccorso. Le urla di loro mi muovevano l'una a due mani. La carne bruciata puzzava. Accanto al rogo, pregare, sino che l'ultimo lamento si perdette nel crepitio dei muri che crollavano. Padre nostro che sei in cielo, sei santificato il tuo nome. Accogli queste alme. Ora la battaglia del Nicola è finita. Con il primo accendere dell'alba ricomincia la marcia di schiacciamento. Le speranze sono aumentate, ma sino a quando le forze si sorreggeranno. 27 gennaio 1943, Uspenska, Butovinov. Il 27 gennaio 1943 gli alpini riprendono la marcia dopo la vittoria a Nikolaevka, ormai ridotti a una colonna stremata ma determinata. La battaglia, un gesto eroico e disperato, ha visto la Tridentina affrontare cannoni e mitragliatrici con una forza d'aereo straordinaria. Sotto il comando del generale, l'assalto è stato un simbolo di coraggio e sacrificio. Ora, nella steppa infinita, si contano i superstiti e si scambiano gesti di solidarietà fraterna. Anche il generale è morto, il compaesano e tanti amici sono morti. Anche un cappellano è morto, non solo. Il bilancio si presentava disperato. Quando non hanno la certezza della morte, gli alpini ripetono le due solite frasi. Sarà disperso, oppure sarà rimasto indietro perché ferito. Ma l'una e l'altra frase quasi sempre si equivalgono tra di loro e si identificano con la morte. Lo sanno gli alpini e camminano a testa china scambiando su monosito, ripetendo in una nea ossessiva e drammatica la parola morto. È morto, è morto, è morto, è morto. Nikolaevka è ricaduta immaginata in mano alle truppe russe. Non fanno complimenti i soldati dell'armata russa. I feriti, gli intrasportabili, vengono eliminati. Un colpo di pistola in fronte o alla nuca, una sventagliata di mitragliatrice, una mazzata sul cranio con il calcio del fucile. Gli italiani alle spalle della colonna alpina sono nella quasi totalità intrasportabili. Le truppe russe hanno fretta, hanno i loro feriti e scarseggiano di viveri e poi vorrebbero fermare gli alpini di ferro che da 10 giorni camminano, combattono, travagliano
camminare sulla neve come se oggi fosse il primo giorno di un'escursione obbligata. Sono previsti per oggi 40 chilometri di pista, senza soste intermedie. Cappellano, quanti chilometri dovremo ancora percorrere oggi? Non pensare a avanti, pensa ad oggi e cerca di essere forte. Domani vedremo cosa succederà. La notte del 27 gennaio, o almeno le ore di sosta le passai in buona parte assieme a Don Gnocchi, in un'isola calda e affollata. Dormivo poco perché avevamo tante cose da dirci, o almeno chi aveva tanto da dire era lui, Don Carlo, il dolce cappellano dalla vita ascetica meravigliosa e il sorriso buono nel volto smagrito, illuminato dagli occhi chiari. Don Carlo non aveva più, come davanti a Nikolaevka, l'impressionante rassegnazione di chi stava per iniziare il volo verso l'eternità. Era più fiducioso, più disteso, e il suo cuore appariva gonfio di riconoscenza verso i due alpini che secondo lui lo avevano raccolto dalla neve e salvato da una morte sicura. «28 gennaio 1943. Lutovinovo, Salonica». Don Carlo mi svegliò con tocchi leggeri sulla spalla. «Mi senti? Si svegliò?» Sì. La notte sta per finire, sono le 4. Non hai dormito? Certo, ma senti, vuoi fare la comunione? Cosa dici? Dico la comunione. Mi svegliai di colpo. Il buio dell'alba si era dilatato. Ma perché è con te il Santissimo? L'ho sempre portato con me. Me ne rimane solo un piccolo frammento, ma per lui basta. Oggi finalmente saremo fuori dal pericolo. Don Carlo parlava mostrando la gioia di partecipare al confratello il suo segreto dei giorni tremendi di morte e di eroismo. Portava il Cristo così nella tega d'oro sul petto, come un'arma, come un trofeo, come il talismano più caro, l'oggetto più prezioso del mondo. Don Carlo, allora nostro Signore è sempre stato con noi, ha camminato con gli alpini. Non ti pare bello? Il cavallo degli alpini è stato anche il suo cavallo, accoglieva i caduti, confortava i combattenti, era la mia forza.
29, 30, 31 gennaio 1943. Bessarabia Polsce, Troitskoye Shebekino. Gli ultimi giorni del gennaio 1943 cadono di giovedì, venerdì, sabato e domenica. La colonna alpina continua a camminare dal mattino alla sera. Nelle ore notturne e sotto il sole che non riscalda la temperatura gelida al di sotto dei 30 gradi. Sono oltre 300 chilometri percorsi. Le nostre file si sono ancora assottigliate. Siamo in pochi, sempre più in pochi. Le nostre divise sporche, lacere, il nostro modo di ripararci dal freddo con coperte di vario tipo danno l'impressione di essere dei tragici superstiti, degli scappati da una ferrara apocalittica, addii che spezzano il cuore. Nulla è più terribile di questa pazzesca cerimonia dell'abbandono. Dopo Nikolajevka, molti alpini esausti si arresero nell'Eise. La vera tragedia iniziò con la cattura. Orrori indicibili attesero i prigionieri, soprattutto quelli incapaci di proseguire dopo centinaia di chilometri di marcia. Ai primi di febbraio del 1943, decine di colonne di alpini prigionieri rifacevano le strade della ritirata alla volta del fiume Donau. Non erano più uomini, ma bestie braccate, tenute assieme dal terrore e avanzanti con sforzo supremo per non finire stecchiti dal colpo alla nuca dei parabelli. È la pagina più triste, più disumana, e che è appena temperata dagli atti di pietà e di trattenuta commozione delle semplici donne dei villaggi ucraini. Chi nella colonna restava indietro non aveva più speranza di vita. Veniva freddato e finito a colpi di pistola. Non vi era pietà per nessuno. Ragazzi di 14, 15 anni uccidevano con fredda indifferenza o con il furore di chi distrugge qualcosa che gli è venuto a noia. Le cronache dell'orrore testimoniano l'indomabile spirito degli alpini, anche di fronte a torture e morte. La vicenda del cappellano della Cuneense, brutalmente assassinato dai partigiani russi, e la morte silenziosa di un altro cappellano Ranchi mostrano la dedizione e il sacrificio degli alpini. Anche nella tragedia, questi uomini mantennero l'onore, celebrando i compagni caduti con canti come Stilutis Alpinis. Le loro gesta, intrise di dolore e di fierezza, incarnano una leggenda eroica che il tempo non potrà cancellare. Io ringrazio veramente per essere stati presenti qui questa sera e
a queste splendide persone per averci fatto